Francesco Birocca è un pensionato, contento di esserlo, sia per ragioni anagrafiche e sia perché ha vissuto in un periodo e ha lavorato in un periodo in cui gli è stato consentito di accumulare i versamenti per poi avere una pensione. Intanto la Sardegna è la mia terra, sono molto affezionato alla mia terra, ne ho vissuto, ne ho raccontato i problemi, quindi l'ho vissuta dall'interno in qualche modo, se possibile. Ho conosciuto tante persone, alcune straordinarie, altre meno, altre normalissime, e comunque sono persone in grado di rendere questa terra davvero interessante, oltre naturalmente ai pregi della natura, le bellezze del paesaggio, eccetera, ma sono, credo, soprattutto le persone che fanno interessante la Sardegna. Io ho fatto il giornalista per più di 40 anni e quindi, come dire, sono stato entusiasta di questa professione. Capisco che sia una professione che è ancora in grado di suscitare entusiasmo. Ecco, credo che il primo consiglio da dare è che ci vuole molto entusiasmo, molta buona volontà, molta caparbietà in alcuni casi, perché la situazione editoriale, diciamo così, è piuttosto critica in questo momento. Quindi il giornalismo, come l'abbiamo vissuto noi, da giornalisti dipendenti di un'azienda editoriale, si è fatto sempre più complicato da realizzare. Ma ci sono dei fondamenti che secondo me resteranno uguali, cioè la ricerca della notizia innanzitutto. Le persone avranno sempre bisogno di avere le notizie per poter vivere informati, e quindi l'approfondimento delle notizie, perché le persone non possono accontentarsi dei fatti puri e semplici, perché spesso non sono sufficienti per capire la vita che stanno vivendo. Dunque il giornalista continuerà a fare il suo mestiere, lo farà con mezzi diversi, perché i mezzi sì, quelli sono molto cambiati rispetto al passato e subiscono tuttora una continua evoluzione. Il giornalista dovrà stare al passo con i tempi, come si dice. Ma non ho un ricordo particolare, vorrei dire un ricordo di 40 anni di professione. Ci sono stati giorni molto belli, pieni di soddisfazione, giorni brutti, qualche delusione, però complessivamente il bilancio è molto positivo.